risorse non solamente umane nella repressione dei reati connessi alla violenza di genere. Lo scorso settembre, infatti, presso la compagnia Carabinieri Conegliano è stato predisposto un ufficio adibito alle audizioni protette. Con un pizzico di orgoglio comunico che è stato di recente avviato l'iter per predisporre un altro locale per la stessa esigenza presso un'altra compagnia Carabinieri del territorio. Ancora più attenzione ai casi di violenza in famiglia. Questo è uno degli obiettivi dell'Arma dei Carabinieri nella Marca. Ad annunciarlo oggi il comandante provinciale nel corso della cerimonia per la 205esima festa dell'Arma, che si è svolta nella piazzetta di Villa Zuccaredda di via Cornarotta a Treviso. Colonnello Vitucci, che ha tirato le somme di un anno di operatività dei suoi uomini in tutta la provincia. Nel 2018 ha visto l'Arma a livello provinciale perseguire circa l'80% dei reati complessivamente denunciati, arrestare 377 persone, deferirne 3.987 in stato di libertà, nonché controllare in banca dati nel corso dei 36.736 servizi perlustrativi effettuati 77.000 persone e 48.000 veicoli. Notevole l'opera di prevenzione soprattutto sui giovani. Mirati interventi di controllo nell'ambito della campagna denominata Scuole Sicure. I servizi hanno dato buoni esiti, grazie anche alla collaborazione e alla sinergia con il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, i direttori degli istituti interessati e gli insegnanti. Infine la consegna dei riconoscimenti ai carabinieri che sono intervenuti nel caso dell'omicidio di Fontane del 29 settembre scorso, ai militi che hanno sventato il tentativo di suicidio di ottobre a Salgareda e quelli che hanno fermato alla vigilia dell'ultimo dell'anno una banda di professionisti dello scasso.